Abbiamo costituito con un primo nucleo di promotori il Comitato per il sì all'autonomia, anzi più precisamente il nome è Comitato Veneto Vivo per il sì all'autonomia, e a questo primo nucleo con il quale abbiamo formalizzato l'atto costitutivo potranno aggiungersi tutti coloro, cittadini, che vorranno sostenere attivamente la prossima campagna referendaria per il referendum del 22 ottobre, perché abbiamo bisogno di far conoscere ai cittadini, di far capire quali sono i contenuti di questo referendum, il percorso che da questo referendum potrà iniziare. Fa concorrenza a Zaia? No, io da sempre sto nel campo dell'autonomia, della sussidiarietà. Ho ottenuto una norma in Parlamento, approvata dal Parlamento, che è in vigore dal 1 gennaio 2014 per facilitare il cammino della Regione Veneto. Il presidente della nostra regione disse che era un'aspirina per il Veneto, che non era utile per quello che succedeva e si agitava qui, che quello che serviva era l'indipendenza. Sono lieta che oggi invece abbia abbandonato il campo dell'indipendenza e sia entrato a giocare esattamente nel nostro campo, quello dell'autonomia responsabile.